Io sono Marco. Io sono Simone. Io sono Marco. La nostra esperienza di Erasmus si è svolta in Polonia, a Varsavia, in un'azienda di nome NewCut che si occupa di taglio laser, di alluminio e metallo principalmente. Il nostro ruolo all'interno dell'azienda è stato quello di disegnatori tecnici, ma soprattutto anche di programmatori dei macchinari appunto per il taglio laser. Durante questo periodo in Erasmus abbiamo avuto l'opportunità di svolgere diversi progetti che spaziavano in diversi ambiti, di cui il più importante è stato quello di cui adesso vi parla Marco. Il progetto del rivestimento di un treno in alluminio, in cui il nostro compito è stato quello di preparare i disegni e calcolare la quantità di materiale utilizzato e le ore di lavorazione, che poi sono servite al settore di vendite per poter calcolare un preventivo per il cliente. Al termine del nostro lavoro ci è stato confermato che il progetto è andato in porto e il cliente ha confermato il preventivo. All'interno dell'azienda, per relazionarci con i nostri colleghi, utilizzavamo la lingua inglese, lingua che utilizzavamo anche all'esterno dell'azienda, nei locali o nei bar, soprattutto venerdì sera e sabato sera, quando dovevamo conoscere e relazionarci con nuove persone. Varsavia è una città ricca di occasioni per divertirsi, per fare delle lunghe passeggiate, molto pulita e niente, lo consiglio a tutti. È un'esperienza che consiglio vivamente ai ragazzi del primo anno perché permette di avere una crescita del bagaglio culturale e tecnico, quindi una crescita sia personale che in ambito lavorativo, appunto perché c'è l'opportunità di lavorare con gente straniera e quindi bisogna essere più pragmatici e avere la capacità di riuscire a capirsi con chi non parla l'italiano.